Gesù va cercato con perseveranza e attraverso la guida della Chiesa, così il Vescovo nella Messa per l'Epifania oggi ha spiegato c'è chi rinuncia a trovare Gesù nella propria vita. Il Natale non è lontano perché è nei nostri cuori. Con questo spirito i fedeli ucraini hanno celebrato la nascita di Gesù. Lontani da casa hanno rivissuto a Chiavari le tradizioni della festa. Hanno trascorso il Capodanno in Terra Santa i 60 pellegrini che hanno iniziato l'anno nei luoghi di Gesù, un viaggio alla sorgente dell'amore che induce a riscoprire l'essenziale della propria vita. Mettere al centro Gesù per dare un senso vero e pieno alla propria esistenza, il messaggio del Vescovo ai gestori delle attrazioni del Luna Park nella messa del tempo di Natale presieduta in Colmata a Chiavari. Il motivo della nostra festa è che siamo figli di Dio. Nel tempo di Natale la messa del Vescovo nella casa di riposo Le Due Palme di Sestri Levante. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana riprendiamo il filo del racconto delle celebrazioni che hanno concluso le festività natalizie e torniamo con le nostre immagini nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove il vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, ha presieduto la celebrazione dell'Eucarestia nella solennità dell'Epifania. Come Gesù è presente nella mia vita? È scaturita da questa domanda la riflessione che il vescovo ha proposto ai fedeli della diocesi nel corso dell'omelia pronunciata nella solennità dell'Epifania. Gesù, ha spiegato, va cercato con perseveranza attraverso la guida della Chiesa. Sentiamo. La presenza di Gesù nella propria vita va ricercata. Nella messa dell'Epifania il vescovo spiega che non è un compito facile, spesso c'è chi rinuncia. Trova Gesù solo chi lo cerca con perseveranza e umiltà, come hanno fatto i magi. C'è però chi, come Erode, non si lascia mettere in discussione da lui. Un rischio, segnala Monsignor Tanasini, che si corre soprattutto oggi. Lo corriamo perché da una parte ci sembra di volere il Vangelo, ma di volerlo a nostro modo. Non per viverlo, ma per farne una bandiera. Non per viverlo, ma per in un qualche modo piegarlo a quelle che sono le nostre visioni. Questo rischio c'è ed è molto attuale e c'è chi ne approfitta. Allora c'è bisogno di una luce, di cercare la stella che guidi il nostro cammino, prosegue il vescovo, scoprire nelle nebbie la presenza dello Spirito. È la Chiesa, la guida che Gesù ci ha dato, aggiunge, alla quale affidarsi nonostante i suoi errori e le sue difficoltà, come fecero molti santi in tempi di crisi, tra questi il grande Francesco d'Assisi. Allora cerchiamo così il Signore, nella fedeltà alla Chiesa, nell'amore. Vediamola come la stella risplendente che non tradisce. Andiamo allora così fino a Betlemme e lì troviamo il Re dei Giudei che è nato. La comunità cattolica di rito bizantino, che si riunisce anche nel nostro territorio, ha celebrato la festività del Natale. I fedeli si sono ritrovati per la Santa Messa presieduta a Chiavari da padre Vitali Tarasenko. Presente il responsabile dell'ufficio per la pastorale dei migranti, Don Beppe Culoma, quale segno di vicinanza della diocesi di Chiavari al popolo ucraino. Vediamo. Il Natale non può essere lontano perché è dentro il nostro cuore. È la testimonianza dei fedeli ucraini che si sono riuniti nell'ex chiesa delle Clarisse di Chiavari per celebrare insieme la nascita di Gesù. Una festa importante che richiama le tradizioni del paese di origine, le famiglie che si riuniscono alla vigilia, il fieno sistemato sotto la tovaglia, imbandita con 12 piatti di magro e la messa della notte. Ora, per la comunità di rito bizantino, la festa potrebbe non avere il sapore di casa, soprattutto per chi è lontano dall'Ucraina ormai da anni. Vera, però, testimonia che questo giorno di festa ha significato perché è dentro il suo cuore. Prima sembrava che è difficile, perché è lontano, se i parenti sono lì, ma ora, non lo so, qui forse ho capito che Natale non può essere lontano da noi, Natale è proprio sempre nel nostro cuore.
Oggi, ad esempio, sono stata al lavoro e sembra che festa è al lavoro quando lavori, ma poi ho capito che la festa c'è nel mio cuore, perché Gesù si è nato e si nasce sempre, e non è un ricordo di cosa che è successo 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, ma è proprio una cosa che si rinasce sempre Gesù nel nostro cuore, è un ricordo di quello, della rinascita di Gesù, di Signore. E perciò non posso dire che Natale è lontano, e poi qui nella nostra comunità facciamo tutto per farsi sentire qui come in Ucraina. Prepariamo la cutia, il nostro cibo tradizionale, facciamo tutto per il nostro rito, perciò credo che sì, siamo a casa. Ora non lo sento qua in Italia tanto, però in Ucraina abbiamo festeggiato tantissimo, perché mi ricordo i nonni, la mamma che veniva sempre da Italia qua, in Ucraina. Allora facevamo tutta questa vigilia, era proprio bello perché mettevamo il fieno sotto la tovaglia, poi sopra mettevamo 12 piatti magri. E niente, poi il giorno dopo ci svegliavamo o di notte andavamo anche alla messa, ma veramente è tutto diverso che è qua, tutto diverso. Ora è un po' diverso anche, in Italia lo sento meno, lo festeggiamo, sì, infatti ieri sera abbiamo festeggiato la vigilia, però è un po' tutto diverso. E anche abbiamo festeggiato Natale ovviamente italiano, Natale il 25 dicembre con marito, con i miei suoceri. E ora infatti mangiamo un po' diverso, anche mio marito assaggia ma non tanto perché lui è italiano, la bambina sì, non ce l'ha tanta voglia di mangiare i piatti ucraini perché sono molto completamente tutto così. Oggi magari anche per quello che è un giorno lavorativo che io ho lavorato, ora sono venuta alla messa, un po' si sente meno questo Natale. Però lo festeggeremo lo stesso anche dopo la messa, andremo dalla mamma, è tutto così. La comunità ucraina ha preparato il Natale con riflessioni, preghiere e un pellegrinaggio a Venezia seguendo il Vangelo di Marco. La preparazione ha messo al centro un quesito: come Gesù può essere incarnato nella vita quotidiana. Ringraziamo il Signore che questa preparazione è stata fatta con un semplice tema: il Verbo si è fatto carne. E per noi è stata una preparazione molto spirituale, perché il verbo che ascoltiamo deve essere concretizzato nella nostra vita. Così abbiamo fatto un cammino di preparazione durante le omelie, durante le riflessioni, anche un pellegrinaggio che abbiamo fatto a Venezia, leggendo tutto il Vangelo di San Marco, insieme con San Marco, riflettendo sul tema come Dio può essere incarnato nella nostra vita quotidiana. Ed ora era giunto quel momento di grande gioia quando noi possiamo sperimentare questa grande gioia di Dio che è nel nostro cuore. Perciò l'augurio a tutti i fedeli, sia di rito bizantino sia di rito latino, che Dio sia sempre nei nostri cuori. E quel Dio che è nei nostri cuori può ispirarci nei nostri pensieri, sentimenti, nei nostri atti quotidiani, così possiamo amare di più, perché dove c'è Dio c'è l'amore, e dove c'è l'amore c'è la presenza di Dio. Così possiamo vivere questo momento di grande gioia, riempiti nel nostro cuore con la presenza di Dio. Sono rientrati in diocesi i pellegrini che hanno trascorso il Capodanno in Terra Santa nel corso del pellegrinaggio diocesano. Un'esperienza molto significativa per le 60 persone che hanno preso parte a questo viaggio, che è stato proprio un pellegrinaggio alle sorgenti dell'amore, così lo hanno raccontato, per riscoprire quello che è essenziale nella propria vita. Ascoltiamo alcune testimonianze.
a Enrica di Sestile Levanti, alla tua seconda esperienza. Abbiamo partecipato ieri a questa visita di Nazareth che abbiamo completato questa mattina. Cosa pensi di Nazareth? Che cosa ti ha insegnato? Qual è il messaggio di Nazareth che hai imparato? Sì, sono stata l'anno scorso a Nazareth durante la festa dell'Annunciazione e anche quest'anno la cosa che mi ha colpito maggiormente è il senso di nascondimento di Gesù, il fatto che sia vissuto qui 30 lunghi anni, nascosto praticamente dal resto del mondo, e questo mi riporta alla vita familiare di Gesù, quindi all'essere figlio di sua mamma e di suo papà, quindi la quotidianità di Maria e di Giuseppe. Anche quando si torna a casa è una cosa che rimane dentro, anche quando si leggono i Vangeli è tutto in un'altra ottica sicuramente. Siamo al secondo giorno del nostro pellegrinaggio diocesano, con noi c'è Annetta, siamo sul Monte Tabor, il monte della trasfigurazione di Gesù, e vogliamo chiedere a lei come sta andando il pellegrinaggio e qual è l'insegnamento che ti arriva da questo luogo. Questo secondo me è uno dei luoghi fondamentali, perché è qui che ha manifestato la sua divinità. L'ha voluto fare con i tre, possiamo dire, i suoi tre preferiti, e lo possiamo dire perché anche lui avrà avuto le sue preferenze, perché era vero Dio e soprattutto vero uomo, e quindi come vero uomo sapeva amare nella maniera meravigliosa. Quindi ecco, cosa può significare per noi la trasfigurazione? Mi è piaciuto molto quello che ha detto Luca: trasfigurare è come quando facciamo la comunione, prendere Dio dentro di noi e poi riuscire però a vivere secondo quanto lui ci ha insegnato. Eccoci, il pellegrinaggio diocesano trova oggi una delle tappe più significative, il lago di Genesaret. Lo stesso lago, visto dagli occhi di Gesù, lo vediamo anche noi, il santuario naturale tra i più belli, tra le esperienze più toccanti. Chiediamo a Sergio qual è l'esperienza che hai fatto tu? L'esperienza che ho fatto io, i miei 80 anni,
Penso che la migliore in assoluto di tutte le strade e le vie del mondo è ascoltare il silenzio. Augurerei a tutti di arrivare ad ascoltarlo. Anche a Lello vogliamo chiedere una cosa, te lo diciamo con semplicità, che cosa hai imparato, che cosa hai riscoperto? Oggi ho riscoperto l'importanza della fede, che è fondamentale per vivere. Non ha senso senza la fede, non ha senso quello che stiamo facendo. Ecco, ad Osvaldo chiediamo qual è la cosa che ti ha colpito di più? Capire di essere più vicino al pensiero del Signore. L'esperienza del pellegrinaggio è un'esperienza di riscoperta, dove ritroviamo vive quelle parti di noi che è possibile che nella routine di ogni giorno siano nella confusione o nel dimenticatoio. Chiediamo ai nostri amici che cos'è che stanno ritrovando come vere. Allora, soprattutto una frase che tu hai detto, Signore parlami che io ti ascolto, che è il contrapposto di quello che facciamo sempre, cioè che noi chiediamo sempre qualcosa al Signore, soprattutto quando siamo in pericolo, cioè abbiamo un momento di crisi, chiediamo sempre continuamente delle cose al Signore e non stiamo mai a ascoltarlo. Secondo me questa è la cosa che mi ha colpito di più. Beh, io sono stato allevato dai preti e avevo dimenticato tutto. Qui li ho ritrovati quelli vecchi insegnamenti.
Proseguono gli incontri del Vescovo della nostra diocesi con diverse realtà in questo periodo natalizio. Ora vi proponiamo i servizi che abbiamo realizzato in occasione della celebrazione dell'Eucarestia alla residenza protetta Le Due Palme di Sestri Levante e in occasione dell'incontro con le persone che lavorano al Luna Park di Chiavari. Vediamo. Essere figli vuol dire questo, sapere di non essere soli, di non essere mai abbandonati, di avere qualcuno che si occupa di noi con amore. E questo fa il Padre che sta nei cieli per i suoi figli. Essere figli di Dio è questo il motivo che sta alla base del nostro fare festa nel tempo di Natale. Lo ha ribadito Monsignor Tanasini, che ha presieduto la celebrazione eucaristica nella casa di riposo Le Due Palme di Sestri Levante. Noi siamo diventati figli attraverso il battesimo, ha sottolineato il Vescovo, ed è questo per noi motivo di festa. Gli anni passano e ciascuno di noi si prepara all'incontro con Dio nell'attesa e nella gioia di vederlo un giorno, nella consapevolezza di non essere soli nel nostro cammino su questa terra. Lo vedremo nella pienezza del suo amore per noi. Ci sentiremo abbracciati da Lui. Perché il paradiso è questo infinito abbraccio di amore. Quello che Dio, il Padre, darà ai suoi figli. Sono circa 80 gli utenti della struttura, 25 fruitori del solo centro diurno. In molti hanno voluto essere presenti e partecipare al momento dell'incontro nel tempo di Natale con il pastore della diocesi. Per noi è rinnovare un appuntamento ormai tradizionale con il nostro vescovo, il quale tutti gli anni ci visita, ci dà una parola di benedizione e celebra con noi la Santa Messa nel periodo di Natale. Devo dire che tutte le volte con cui noi lo chiamiamo il nostro Vescovo si fa presente e ci viene ad incontrare e per questo ancora una volta lo ringraziamo. Gli ospiti sono contenti di questa visita? Ma mi pare dal riscontro sì, diciamo che ascoltano e partecipano come possono, come riescono al loro meglio. E devo dire che io ero un po' più indietro, ascoltavo e accompagnano tutte le parole della messa e diciamo che partecipano molto bene da questo punto di vista. Quante persone ospitate qui in questa struttura? Nella residenza sono 68, poi noi abbiamo un numero variabile nel centro diurno che può arrivare fino a 25. In totale ospitiamo circa un'ottantina in media giornaliera di persone. Mettere al centro Gesù e il suo amore per dare un senso vero e pieno alla propria vita. E questo è il messaggio che il Vescovo diocesano ha lasciato in consegna ai lunaparchisti di Chiavari e Sestri Levante, per i quali ha celebrato la Santa Messa del tempo di Natale. Sotto un cielo azzurro e un'aria decisamente frizzante, giovani e adulti delle famiglie che lavorano in queste due realtà si sono ritrovati nell'area della colmata mare di Chiavari, dove fino alla seconda metà di gennaio resterà allestito il Luna Park. Direi molto bello, perché appunto come non succedeva in questi anni per vari motivi, invece quest'anno da subito mi hanno chiesto: vogliamo il Vescovo, vogliamo che venga, e pian pianino diciamo è cresciuto l'interesse e come avete visto c'è stata una bella adesione questa mattina. Un momento di famiglia, queste sono tante le famiglie che lavorano, tanti anche i bambini piccoli che comunque devono vivere all'interno del Luna Park. Sì, quello che mi ha fatto piacere è di vedere che dopo tanti anni le prime ragazze, i ragazzi che abbiamo fatto la Cresima, ormai parlo di parecchi anni fa, ormai sono sposati e hanno portato i loro bambini piccoli qui e quindi vedo un segno bellissimo di continuità. Si sono ricordati anche i defunti di questa comunità? Sì, loro ci tengono molto a ricordare i defunti perché è un collegamento anche questo molto importante e quindi ricordarli è stato molto bello. Qualcuno si conosce, altri meno, però è bello ricordarli. Che messaggio ha lasciato Monsignor Tanasini?
Ma direi un messaggio bello di amore, di mettere Gesù al centro della propria vita e anche appunto di sentire che appunto l'amore costruisce, ecco. Un momento di famiglia al quale hanno voluto partecipare anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Chiavari, guidati dal sindaco. Al termine della celebrazione eucaristica, i portavoce dei lunaparchisti hanno consegnato a Monsignor Tanasini una targa ricordo per ringraziarlo della vicinanza della diocesi. È un momento molto bello che noi tutti gli anni facciamo come al solito e quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi anche il sindaco. E ci fa molto piacere dopo un po' di anni che il sindaco non lo vedevamo quando veniva il vescovo a Luna Park. Quante famiglie siete e che momento è questo per stare insieme al di fuori del lavoro? Famiglie saremo una trentina minimo, ma di persone saremo una settantina, ottantina minimo di persone. Come sta andando questo periodo a Chiavari? Il tempo aiuta, vi aiutate? Quest'anno il tempo è stato clemente, ci ha aiutato e il lavoro è andato bene, non possiamo lamentarci anche per la location che siamo proprio a ridosso di Corso Colombo, dunque siamo contenti per questa nuova amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di avere un'area idonea anche per i cittadini, per le mamme con le carrozzine che vengono in piazza e la zona è molto bella quest'anno. Qualche giorno fa i ragazzi disabili dell'Anfas, quali prossimi appuntamenti per vivere il Luna Park? Allora, con l'Anfas tutti gli anni abbiamo l'appuntamento che ci mettiamo d'accordo con Roberto Di Ghiero e lo ripetiamo tutti gli anni, ci fa molto piacere perché è una giornata di gioia anche per loro. Avete anche voluto consegnare una targa al Vescovo, un modo per ringraziarlo della sua presenza? Sì, perché per noi è un onore avere il Vescovo che celebra messa qui nel Luna Park, e, dato che siamo una comunità di cattolici, ci ha fatto molto piacere, abbiamo voluto ringraziarlo facendo una targa per ringraziarlo, giusto? Sabato 12 gennaio alle 15 il Vescovo della Diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, accompagnerà nella chiesa di Sant'Andrea di Rovereto a Chiavari Don Giacomo Canepa, che diventerà il parroco della parrocchia di Sant'Andrea di Rovereto e il rettore del Santuario delle Grazie. Domenica 13 gennaio, sempre a partire dalle 15, farà il suo ingresso come parroco di San Pietro di Rovereto a Zoagli Don Fabio Mazzino, anche in questo caso accompagnato dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Entrambi i sacerdoti, diventando parroci delle due comunità, manterranno gli incarichi che ricoprono attualmente e prendono il posto di Don Stefano Mazzini, vicario generale della nostra diocesi e il rettore del seminario vescovile. Il mese di gennaio tradizionalmente viene dedicato dall'Azione Cattolica alla riflessione sul grande tema della pace. Gli appuntamenti diocesani per quest'anno sono concentrati tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Li anticipiamo. Giovedì 24 gennaio alle 20:45 nel Salone della Parrocchia di Maria Madre a Lamagna ci sarà un incontro con Stefano Pasta, docente di pedagogia all'Università Cattolica di Milano, autore del libro Razzismi 2.0, analisi socio-educativa dell'odio online. Si parlerà in particolare della sfida educativa e del mondo dei social network. Domenica 27 gennaio a Chiavari, nei locali del seminario vescovile, si terrà la giornata della pace per i bambini e i ragazzi. Sabato 9 febbraio nella Basilica dei Fieschi si terrà infine un momento di preghiera per la pace. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.